Galileo Galilei insegnò per 18 anni all'Università di Padova. Dello scienziato erano noti soltanto 2 ritratti. Un terzo inedito è spuntato proprio in questi giorni ed è stato esposto al Bo. Furono anche le scoperte di Galileo a tracciare in età moderna il vero volto dell'universo. Del suo ci sono più ritratti. Uno se l'era fatto fare nel 1624 da Ottavio Leoni, immagine nota in 2 soli esemplari, quello della Biblioteca Marucelliana a Firenze e quello del Louvre di Parigi. Ma ce n'era un terzo, carboncino e gesso rosso, mostrato in pubblico per la prima volta all'Università di Padova. Qui Galileo studiò e insegnò per 18 anni fino al 1610. Finito pare in Russia, poi in Germania, comprato sul mercato antiquario da Giovanni Nicodano, imprenditore piemontese, consacrato dal professor William Shea, titolare della cattedra galileiana al Bo. È rimasto per 25 anni in un cassetto. Perché l'ho tenuto nascosto? Perché è difficile trovare una persona entusiasta e competente come il professor Shea. È lui lo scopritore morale, direi. Io sono lo scopritore materiale. C'è la possibilità, la speranza che perlomeno lo presti all'Università di Padova? Sì, è un uomo generoso e lo presterà sicuro all'università. Pittore mancato, Galileo è amico di pittori. Fra loro c'era Ottavio Leoni, lavorava a Roma, i suoi erano di Padova, si faceva chiamare il Padovanino. Coglie un Galileo sessantenne, lo sguardo ancora vivido. Erano già gli anni fiorentini, poi vennero l'Inquisizione, la biura forzata, la cecità su quegli occhi che avevano indagato gli spazi astrali. Questo ritratto ce lo rende più vicino.